Voltiamo pagina, tradizionale appuntamento ieri a Sedico per la giornata provinciale del ringraziamento, giunta quest'anno al termine di una stagione particolarmente difficile per l'agricoltura bellunese. Sentiamo. Il tempo quest'anno è stato un disastro in tutti i settori, questo proprio è stato, penso, degli ultimi 20 anni il peggior tempo possibile per l'agricoltura. Però anche in questa situazione un po' particolare, un po' disastrosa, siamo riusciti lo stesso a fare qualcosa in modo che anche questa povera agricoltura di Belluno abbia fatto qualche reddito, abbia fatto qualche possibilità di sopravvivenza, perché noi in questo momento dobbiamo sopravvivere. Il problema fondamentale è stato un problema di raccolta per gli ortaggi. Abbiamo avuto nel mais la diabrotica prima, poi il DOM che è un altro tipo di afotossina che colpisce il mais. Abbiamo avuto i problemi perché con la pioggia non siamo potuti entrare per raccoglierle. Per la fine stagione abbiamo avuto proprio l'anno peggiore, nella parte alta il 70% è stato perso del primo taglio. Gli agricoltori non hanno voluto comunque mancare a questa edizione, la 64esima della festa del ringraziamento. Più di 150 i trattori che sono sfilati per le vie di Sedico, dalla chiesa dove si è svolta la cerimonia religiosa, sino allo storico sito di Villa Pat. Un modo per gettarsi alle spalle la difficile stagione che si sta concludendo e guardare comunque avanti. La speranza è quella non solo di finanziamenti del piano di sviluppo rurale, non solo nella possibilità di vedere nuovi investimenti e anche nuovi giovani in agricoltura, anche nel fatto che c'è una legge nuova, una legge sulla specificità della provincia di Belluno che dà forza anche all'amministrazione provinciale e non solo all'amministrazione provinciale ma anche ai comuni di una nuova competenza in materia di agricoltura. A far da cornice alla manifestazione il territorio e i cittadini di Sedico, comune che ha ospitato quest'anno la festa del ringraziamento. Crediamo molto nell'agricoltura perché è un presidio fondamentale per il nostro territorio, ma è anche secondo noi in una visione più complessa, una visione multifunzionale di questa agricoltura, una possibilità di lavoro e di reddito soprattutto per i ragazzi più giovani. Ancora la cronaca che ci porta ora